tutti ragazzi! Io non lo volevo fare! Oggi comincia il nostro primo format esclusivo per YouTube, Vabbè. ovvero i riassunti spicci. Oh. Da oggi per ogni lunedì fino alla fine dell'anno Tutti i scolastico lunedì, no uno, siano tutti i lunedì! noi vi spiegheremo le argomentazioni principali del quinto anno, Quinto anno! così da accompagnarvi meglio agli esami di maturità. Siete contenti? Voglio morire! Cominciamo! I riassunti spicci. L'argomento di oggi è il romanticismo. Il Qual è il romanticismo. simbolo del romanticismo? Non ce ne sono Questo. simboli del romanticismo. Il cuore, col cuore si fa il romanticismo, col cuore. Il romanticismo è un movimento artistico, letterario, culturale che si sviluppa in Europa tra la fine del 1700 e buona parte del 1800. Nasce in contrapposizione al razionalismo e all'illuminismo. Più illuminismo di questo non ce n'è, eh? Il vero periodo di gestazione del romanticismo, amore smettila. Periodo di gestazione, tutti facevano. Il vero periodo di gestazione del romanticismo fu lo Sturm und Drang in Tutti Germania. pieni di uccelli, tutti sciacci di c'era uno stormo grande. Sturm und Drang, che tradotto vuol dire tempesta e impeto. uccelli, Tempesta e impeto, in cui in questo periodo, in questa corrente letteraria, l'uomo, la natura e la poesia assumono una valenza fondamentale, la stessa valenza che assumeranno nel romanticismo. Hai capito qualcosa? No. Tra lo Sturm und Drang e il romanticismo vero e proprio ci fu un avvenimento importante che fu la rivoluzione francese. Grazie alla rivoluzione francese si sviluppò un altro tema fondamentale per il romanticismo, ovvero il sentimento forte nazionale. In Italia invece il romanticismo si sviluppa più che altro con un carattere nazionale. Per noi la nazionale ci siamo appassionati. È storico. È storico. Infatti si ricercano raccolte di fiabe popolari, canti popolari, ballate Bomba, un movimento o romanzi storici, che non so che significa. tipo i Promessi Sposi. La data convenzionale in cui nasce il romanticismo in Italia è il 1816. 16. Nel 1816 Sì. viene fondata in Italia la rivista Biblioteca Italiana, Giusto. in cui Madame de Staël pubblica Tu scendi dalle stelle. L'ha scritta lei. Tu scendi dalle stelle. in cui Madame de Staël invita i letterati italiani ad allontanarsi dal classicismo e ad Allontaniamoci dal avvicinarsi classicismo. molto di più agli europei. È giusto, gli europei sono importanti. Noi abbiamo vinto mondiali, ma gli europei pure importanti sono. Giovanni Berchet fu un letterato che accolse questo suggerimento di Madame de C'è pure la Staël. canzone su Berchet. Sì? Berchet più Amore, smettila! E nello stesso anno, nel 1816, 16. scrive il manifesto del romanticismo italiano, Sì, ovvero ovvero lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo. lettera Semiseria di Crisostomo. Cristoforo Grisostomo. Cristoforo Colombo Al suo figliuolo. a suo figlio. Grisostomo scrisse una lettera a Giovanni Berchet Giovanni Berchet. scrisse nel 1816 il manifesto del romanticismo italiano, ovvero lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo. Grisostomo. I rappresentanti italiani principali del romanticismo furono Giacomo Leopardi Leopardi e Alessandro Manzoni. e Mangioni, chi ci piaceva mangiare. Amore, Mangioni. Alessandro Manzoni. Manzoni. Giacomo Leopardi cercò di distaccarsi dal romanticismo, mentre Manzoni aderisce completamente al romanticismo. Il Gerard Romeo. Prova ne è il fatto che abbia scritto I Promessi Sposi. che è il romanzo storico per E eccellenza ora andiamo a italiano. leggere tutti Tutti quanti. sui promessi sposi. Le opere principali della letteratura europea scritte durante il romanticismo sono entrati a far parte proprio della cultura generale che Giustamente. bisogna conoscere. Per esempio, in Germania Goethe scrisse I dolori del giovane Werther. E lo disse mentre beveva perché lui c'aveva sempre Goethe. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Austen. Notre Dame de Paris di Hugo. Hugo è il fratello di YouTube. Cioè, E I tre moschettieri di Dumas. che ancora non l'ha scritto, perché lui diceva sempre Dumas. Ma come si fa a essere così cretini? Dumas, ma da spicciare, Dumas,
concetto fondamentale per l'arte romantica è il sublime. Cos'è il sublime? Cos'è il sublime, Claudio? Cos'è il sublime? Il sublime è una cosa dove tu ci sei sopra. Esiste il blime, tu ci vai sopra ed sei sublime. Il sublime è quel sentimento di paura e di terrore che prova l'uomo davanti alla natura. Le principali opere del romanticismo artistico sono Saturno che mangia i suoi figli di Goya. Ma perché invece non facevano Saturno che si è pigliato caffè? No, Saturno si beve per il tè. Il viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich. Quante sono? Uno. In quanti l'hanno dipinto il suo quadro? uno. Caspar, David e Friedrich. Friedrich. Erano tre, un saferere a fare una cosa buona. Eugène Delacroix. Che è della Croix e non è dell'Italia e non è della Francia, è francese, della Croazia. che dipinse la libertà che guida il popolo. Oh. E infine, in Italia, Hayez, che Che dipinse si faceva sempre male, poi ci sbatteva. Hayez, che dipinse il bacio. E allora, visto che abbiamo fatto un riassunto del romanticismo, adesso Casisa ve lo rispiegherà in maniera ancora più breve. Dai Casisa! Allora, il romanticismo si sviluppa fra la fine dell'Ottocento, fra la fine del Proprio cominciamo malissimo, Casisa! Allora, il romanticismo si sviluppa fra la fine del Settecento e buona parte dell'Ottocento. La cosa principale che vi dovete ricordare è lo stormo di uccelli. Lo Sturm und Drang! Lo Sturm und Drang, che sarebbe... Lo Sturm und Drang! Lo Sturm und Drang, che in tedesco significa tempesta di... E impeto. Tempesta e impeto. E a livello storico ci fu la rivoluzione francese. C'erano tutti i francesi incazzati. Gli autori italiani principali erano Leopardi e Manzoni. Dai, Manzoni! Leopardi e Manzoni. A livello il manifesto per eccellenza, il manifesto simbolo del romanticismo Italiano era Lettera a Cristofomo Colombo. Lettera semiseria di Grisostomo, ripetilo. Lettera semiseria a Grisostomo. Di Grisostomo. Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliolo. Da chi fu scritto? No, lo so, fu scritto da Buscemi. Giovanni, vabbè. Scritto da Loredana Buscemi. Giovanni Berchet, scritto da Giovanni Berchet. Nel 1816. A livello internazionale gli autori più famosi furono Goethe, pensate a Austin, Hugo e Dumas. Invece a livello artistico, diciamo che la corrente artistica c'era un problema, tutti gli artisti dice che si cagavano dalla natura. C'era tempesta, si scantavano. E quindi come si chiama questo sentimento di paura nei confronti della natura? Scacazzo! No! Sublime! Allora, un'opera artistica la più importante italiana, ragazzi, ricordate, è il Bacio. Questi che si ammuccano, il Bacio, che è disegnato dall'artista italiano Hayez. Che lui Hayez. Poi ci fu quello che passeggiava nelle nubi. Poi c'era Saturno che si mangiava i suoi figli, non panino chi panella, i suoi figli. Della Croix fece l'opera La libertà che guida il popolo. Ma scacciaci la Croix. Bravo Casisa. Va bene signori, tutto questo è il romanticismo. Il nostro riassunto del romanticismo finisce qui. Meno Ci male. vediamo lunedì prossimo per un prossimo riassunto. Ai ai!